Ovviamente la prima reazione è di dispiacere, perché io ho cercato sempre di basare l'operato della mia amministrazione attraverso il dialogo, il confronto. Evidentemente questo elemento è mancato, viene anche sottolineato nella lettera dei commercianti, quindi sono io a essere il primo dispiaciuto. È di dispiacere la prima reazione del sindaco Mario Conte di fronte alla petizione di Veneto Imprese Unite, insieme ad altre associazioni di commercianti del centro, arrivata sulla sua scrivania e sottoscritta da 140 esercenti. Una dura presa di posizione del settore contro l'amministrazione comunale, colpevole, a loro dire, di mancanza di visioni e strategie. Dai parcheggi agli eventi sportivi che paralizzano la città. Il primo cittadino, recepite le osservazioni, si dice pronto a mettersi in moto in prima persona per recuperare il rapporto con i commercianti. Ci sono alcuni punti tematici, alcuni che condivido, alcuni sui quali possiamo lavorare, alcuni sui quali invece dobbiamo discutere in modo approfondito, però non deve mancare mai il confronto e tra le righe mi viene evidenziato che c'è proprio questa mancanza di un punto di riferimento all'interno dell'amministrazione. Quindi sarà mia cura adesso sentire tutti i rappresentanti del tavolo del commercio in forma privata per capire se questo sentiment è diffuso, e poi farò le mie valutazioni, fermo restando che già dai prossimi giorni comincerò un'azione importante di ricucitura con i commercianti in prima persona. La mancanza di un punto di riferimento per gli esercenti all'interno dell'amministrazione è una delle osservazioni raccolte nella petizione, e tra le righe impossibile non leggere il nome dell'assessore di riferimento Vettoretti. Devo capire realmente qual è il sentiment cittadino del mondo del commercio nei confronti dell'assessore di riferimento e della giunta, per poi prendere la decisione più giusta e sempre e solo per il bene della città. Prima dunque un confronto con i commercianti, poi un'analisi tutta interna alla giunta, con Conte che non esclude cambiamenti nella sua squadra. Ovviamente cercherò di capire qual è il problema e dov'è il problema. Se il problema sono alcuni comportamenti in giunta, ovviamente dobbiamo metterci al lavoro per correggerli. Se i problemi sono troppo marcati e insormontabili, ovviamente sono anche pronto a prendere delle decisioni importanti e magari a cambiare qualche elemento. Intanto anche l'opposizione va all'attacco di Casugana. Oggi l'attività è ferma, sui parcheggi ci siamo bloccati nella palude del Parc Vittoria, mentre servono scelte strategiche per rilanciare un centro storico, servono residenti, servono attività durante la settimana e servono attività che possono attrarre in città non solo turisti ma anche i cittadini.